Farfalla, in qualità di responsabile ufficio tecnico lavori pubblici del Comune di Montorio Romano, chiede di valutare i pareri espressi dalle AIE in sede di procedura ambientale. Regione Abruzzo, direzione comunicazione di non competenza su PAS, ASL 4 parere di non assoggettabilità a PAS, autorità di bacino parere di non assoggettabilità a PAS con indicazioni, ASTA parere di non assoggettabilità a PAS con indicazioni, Regione Abruzzo servizio territoriale per l'agricoltura parere di non assoggettabilità a PAS con indicazioni, MIBAC parere di non assoggettabilità a PAS con indicazioni di tutela, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, comunicazioni di non competenza su PAS. 2. Di recepire le validazioni, attribuzioni di eleggibilità in sede del procedimento numero 2 del 6 settembre 2013 a cura dell'USRC. 3. Di recepire il decreto di vincolo relativo alla chiesa di San Salvatore. 4. Di prendere atto dell'avvio di procedimento di apposizione di vincolo relativamente al borgo San Lorenzo. Questa è la richiesta. Poi parere, per quanto riportato al punto 1, si prende atto delle comunicazioni di cui i punti 1A, 1B, 1D, 1E, 1G si ritiene condivisibile in quanto richiesto dal MIP-SCT e riportato al punto 1F, come peraltro già previsto dalla normativa adottata. Si ritiene condivisibile quanto richiesto dall'autorità di bacino e riportato al punto 1C, in quanto volta a precisare le previsioni di PDR. Le richieste riportate ai punti 2, 3 e 4 si ritengono condivisibili in quanto volte a precisare lo stato dei luoghi e le conseguenti scelte del piano. Per quanto sopra detto si esprime il parere di accogliere l'osservazione come riproposto negli elaborati di PDR. Sono d'accordo, anche perché ho chiarito che San Lorenzo è lontano, è stato trattato allora possiamo passare alla votazione. Allora io per quanto riguarda gli altri punti io andrei a leggere l'osservazione, il parere di redatto, ci sono richieste di approfondimenti che facciamo vedere specifiche, se ne accorgo. C'è quasi che cerchiamo che si sintetizzato perché in maniera allora favorevoli, contrari, astenuti, immediata disponibilità, sì, favorevoli, astenuti, contrari, all'unanimità. Alla fine dell'anno, vabbè, sono buono fatto, vabbè, sì, no, semplicemente allora, la seconda osservazione pervenuta riguarda Patucci Gilda, riguarda la porzione di Baiano, e il primo era logico da leggere perché è complessiva e riguardava l'osservazione fatta dall'amministrazione comunale. Questa osservazione, il parere è di un accoglimento parziale, mentre viene respinta la parte, e sarà così anche successivamente, la parte inerente all'aggravamento del fabbricato, invece viene accolta la seconda parte che invece riguarda l'individuazione di prima casa e in particolare del ciclo 133 e del ciclo 133 successivamente al primo 2009. Quindi questa seconda parte viene accolta. Se va bene l'amministrazione ce lo devo fare. Io sono d'accordo con quello che hanno scritto i tecnici, però sul Fagliano io porto per precisare l'intervento che mi è stato fatto e poi perché io ero per fare una strada, perché stava una strada che la provincia abbandonò e in questo caso ho scoperto che la provincia non è che aveva dei soldi da abbandonare, perché non si può realizzare secondo i tecnici della provincia. Secondo gli tecnici invece si può realizzare. Il costo dovremmo vedere, mettere a fondo oggi per tutte le demolizioni che si vogliono fare e la costruzione della strada, non lo so, io vorrei riflettere un po' su questa cosa, sulle due che parliamo, anche perché avremmo modo di farlo, però facciamo.
Allora, la Ho riflessione... chiesto una riunione della commissione sul Pagliano, no? Sì, allora aggiungo, la riflessione la riporta a cosa ci dicevamo prima, cioè che avremo modo di discutere su quanto regolamenti, in particolare con degli abbattimenti già decisi, cioè delle decisioni della commissione ha deciso e in più c'è l'altro elemento della microorganizzazione di Cazzonieri, che ci darà un ulteriore elemento. Anche perché significa una Pagliano nuova, che non è storica come la nostra, per quello che può essere importante, per me è importante. Però perdere quelle caratteristiche non sono una ossia a però chiariamoci su una aspetto che se viene deciso l'abbattimento di un edificio non è che lì possiamo entrare nel merito, sì, tecnicamente così come su tutti i testi noi ci dobbiamo attenere ai pareri, però non ci mettiamo su quel piano punto e basta. No, sto dicendo parere. Allora, per quanto riguarda quindi questa seconda osservazione a Batucci, la seconda osservazione a Batucci, numero protocollo 17630 del 17/11/2013, mi pare che un accoglimento parziale. Chiedo al Consiglio di esprimersi. Favorevoli? L'unanimità. Non deve avere sensibilità, possiamo passare a un Allora, terza osservazione, quindi facciamo in questo modo, leggiamo di chi è l'osservazione, dove è il luogo e quindi poi la proposta di accoglierla o meno. Allora, troviamo la terza osservazione con Daniela, con Vecchio, la proposta è di accoglierla. Favorevoli? Unanimità. Scusate, ma non c'è stato sapere qual è? Il contenuto dell'osservazione? Questo è breve, l'osservante di qualità di proprietà di immobile identificato nel foglio 21 e situato ambito 1.a e dichiara di montare umano quale edificio singolo A1 e 1 si oppone alla determinazione del contributo con l'applicazione del tetto massimo di 80.000 euro in quanto edificio con un unico proprietario. A seguito il parere espresso dal punto di vista tecnico è il seguente. A seguito dell'approfondimento del quadro normativo di riferimento, in particolare l'articolo 77 quadro, comma 5 della legge 134 2012, articolo 11, comma 7 della legge 125 2015, articolo 3, comma 1 quadro della legge 160 2016, l'osservazione si ritiene condivisibile. Per quanto sopra detto si esprime parere di raccogliere l'osservazione di modificare il quadro economico e subabito A1 a 1, ricalcolando pienamente il contributo come proposto nell'elaborato del piano. Favorevoli? Dobbiamo votare. Lo rileggo alla giornata. Allora una cosa di dire che Allora, osservazione numero 4, Cigimurdi Franco, Leoniano, accoglibile. Sì, la sintetizzo io, sapete la sintetizzo? Nella chiesa o là? Allora, qui in particolare il parere l'osservato in conoscenza del consorzio eccetera eccetera, vuole il particello, adesso non le ripeto, in base al decreto di vincolo diretto al 17/7/1998 che definisce la chiesa di San Giuseppe come cappella privata, chiede di considerare la chiesa di San Giuseppe edificio vincolato, ma cappella privata e non edificio di culto, e conseguentemente come intervento privato e non come intervento pubblico. Questo è quello che chiede. E il parere è favorevole, sia da parte anche delle critiche eventuali e quindi accoglibile. Era una delle cose da vedere. E su questo devo dire una cosa. Microfono. Non mi importa dare un parere favorevole, per un motivo. Questi tanti anni fa
il tetto di questa chiesa, che vi pregherei di andare a verificare, che è bellissima, ha un barocco. Non lo posso dire perché diceva qualcuno rischia la vita, Bellissimo. Ho fatto un giro di Signore alla pregna, perché quando ci fu Mussolini mandò sul confine, no? A fare i lavori, andarono via, e allora non venuto per fare passare al comune che non era Giustiniano e a revelare quando l'altro poi, la Giustiniano la revelano anche che facendo fare un intervento alla soprintendenza per tutti i giorni. Con questo impegno che non hanno mai voluto mantenere, perché secondo me lasciamo questa bellezza, che è una bellezza in mano al privato, e mi dicono che c'è stato ultimamente che sta in pessime condizioni sembra che io pertanto mi astengo su questo, con questa motivazione, che deve essere in maniera da proprietà loro, ma l'uso il comune non deve gestire. Va bene, facciamo la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ok, Vai. allora, numero 5, Cicimurri Franco, Leoniano, accoglibile. Qui si tratta di un'osservazione che rivede quella che è la penetrazione dell'aggregato, quindi divide l'aggregato in maniera differente e compone il diviso in maniera differente e in tecnica non deve essere possibile per dove posizione di Secondo me sì, io convinto invece che avevano fatto per la fontana, quando ero preoccupato. Possiamo fare la votazione, quindi favorevoli, contrari, astenuti, all'unanimità. Osservazione numero 6, proponente Marteggiani Mauro, frazione Faiano, non accoglibile. Qui si tratta di semplicemente, si tratta di nuovo di una richiesta di aggravamento dell'esto, quindi pertanto l'importazione che è stata data sulle aggravamento di non procedibilità per quanto riguarda il favorevoli? All'unanimità. Osservazione numero 7, Marteggiani Mauro, mentre Faiano, accoglimento parziale. Ci manca una. Ci manca una. Allora, anche qui velocemente quello che viene rigettato sono tutte quante le parti riguardanti l'aggravamento dell'aggregato, mentre si ritiene accoglibile la parte in cui si rileva che l'aggregato è costituito da tutte le prime case e che pertanto si ritiene accoglibile questa parte. Infatti se volete vi leggo la parte di accoglimento parziale, il direttore pregata a partire dal 54 si mettono limitatamente al giudicato mobiliare identificato su 2, 3 e 5. Si propone contestualmente assolutamente lo stato di danno dell'edificio oggetto di osservazione mediante apposito nuovo elaborato C1 in bis, che riporta gli esiti aggiudicati regolarmente assegnati a seguito degli eventi iniziali del 24 agosto 2016. Indicato come temporanei gli esiti degli edifici progetto di osservazione qualora diversi danni e quindi soprannome da parte di squadra accreditata del Dipartimento di Organizzazione. Si precisa che l'accoglimento è tutto assolutamente limitato alle sole indicazioni urbanistico-edilizie e non incide sul quadro economico del PDA, non vorrebbe incidere così come il presente piano di costruzione è avviato ai sensi del numero 3 del 2010 che pagava la normativa speciale del fondo eccezionale. Siamo d'accordo? Favorevoli? All'unanimità. Osservazione numero 8, Marteggiani Mauro, Faiano, non accoglibile. Stessa situazione. Favorevole? Allora accoglimento. Favorevole al parere. Proposta di parere. Favorevole all'accoglimento. Favorevoli? All'unanimità.
adegua ai tecnici. Numero 9, Ricci, Adele, Paiano, non accoglibile. Stessa cosa. Stessa cosa. Favorevoli? Numero 10, Merlini. Numero 10, Merlini, Santina, Paiano, non accoglibile. Stessa cosa. Favorevoli? All'unanimità. Per di una stessa classifica significa che è stata richiesto un aggravamento dell'ente e quindi pertanto non si può fare. Osservazione numero 11, Ciabattoni, Gabriele, Leoniano, accoglibile. Allora, questo è velocissimo, se volete, chiede di includere nell'aggregato a 3.3 oggetto di costruzione privata la canonica e la chiesa internazionale del stesso Salvatore perché non compresa nel finanziamento MIBAC. È stata decisa di accogliere, quindi chiedo al Consiglio di esprimersi. Favorevoli? Unanimità. Numero 12, Di Pietro Vincenzo, Cusano, non accoglibile. Stessa cosa, si tratta di modifica dell'esito rispetto al precedente prima 2009. Favorevoli alla non accoglimento. Favorevoli all'unanimità. Numero 13, di Luigi Emiliano, Colle Vecchio, accoglibile parzialmente. Specificate per favore di che si tratta? Vabbè, sì, la leggo, la scrivo. Allora, l'osservante in qualità di tecnico incaricato per gli immobili edificati e salto la parte poi eccetera eccetera, in considerazione dell'aggravamento dei danni edifici a seguito degli eventi sismici 24 agosto chiede la ripetizione dei pareri dei sopralluoghi a fini valutati nuovi esiti aggiudicati agli edifici presenti nell'aggregato, delle definitive le UMI, in considerazione della disomogeneità dell'UMI 1 individuata nel piano, includendo la carta parrocchiale dell'UMI 3, secondo la planimetria appositamente aggregata. Il parere. La richiesta riportata dal punto 1 sul condivisibile in quanto esprime esigenze di aggiornamento dello stato dei luoghi, riportare al piano di costruzione e ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene non procedibile, poiché questo è lo stesso discorso che abbiamo fatto per quanto riguarda il presente piano di costruzione deve presenzi della normativa del 2009 e pertanto fa riferimento a quella normativa. Per quanto riguarda il punto 2, quindi di definire le unità immobiliari, la richiesta di potere punto 2 si ritiene condivisibile in quanto finalizzata a precisare le previsioni del piano di costruzione. Tuttavia, solo al fine di aggiornare lo stato di dettaglio degli edifici si ritiene altresì opportuno di portare in un apposito nuovo elaborato C1N-bis gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione, qualora diversità e privi di sopralluoghi da parte delle squadre attività del Dipartimento di Funzione Civile. Quindi di non accogliere le osservazioni per quanto riguarda richiesto al punto 1, di accogliere parzialmente le osservazioni per quanto riguarda il punto 2, come riproposto negli elaborati di piano. Si propone contestualmente l'aggiornamento dello stato di danno dell'edificio oggetto di osservazione che viene data per persona, ripete quanto sopra. Si precisa che l'accoglimento del suddetto aggiornamento è limitato alle sole implicazioni urbanistico-edilizie e non incide sul quadro economico del PDR, poiché, come evidenziato, come già evidenziato il piano di costruzione è realmente della normativa del giudice, e pertanto è modificato dall'accoglimento di aspetti riguardanti il 2016. Vabbè, io ho visto di rappresentare, anche se non ho un occhio, seguo da questa osservazione. Favorevoli? Astenuti?
14ª, Iachetti Angela, Collerecchio, accoglibile. L'osservazione viene accolta, viene rettificata l'unità, la richiesta di individuazione, di rettificare l'individuazione dell'unità abitativa come prima casa, e viene accolta. Favorevoli? All'unanimità. Quindicesima, De Luca Giampiero, Collerecchio, non accoglibile. Allora, osservando in qualità di presidente del consorzio De Luca al Bubu, relativamente ai nuovi identificati in favore del turno, eccetera, eccetera, di identificare l'individuazione di unità applicativa relativa alla parcella 292 come prima casa di proprietà di Bubu Florin, Bubu Claudia, e conseguentemente la previsione economica, di consentire la demolizione in fase di ricostruzione. Il parere. L'osservazione si ritiene non condivisibile per quanto riportato al punto 1, poiché a seguito di verifiche effettuate dall'ufficio comunale, i signori Bumbu risultano residenti in frazione Collerecchio al civico numero 58 dal 3 gennaio 2013, come peraltro attestato dal certificato di residenza legato all'osservazione. Non condivisibile per quanto riguarda il punto 2, poiché la categoria di intervento prevista di ristrutturazione edilizia già ammette la demolizione e ricostruzione nel rispetto della volumetria e della sagoma esistente e nell'indicazione di mantenimento degli aspetti fisici e strutturali delle parti componenti, e fatta salva la possibilità di verificarne l'attuabilità in sede di progetto esecutivo. Per quanto attiene alla considerazione della richiesta di sopralluogo post-sisma 2016, pur ritenendo condivisibile, esigente, eccetera, eccetera, si ritiene non procedibile così come già detto sopra. Quindi pertanto si richiede la votazione sulla non accoglibilità. Favorevoli? Allora, 16ª osservazione, De Luca Giampiero, Collerecchio, accoglibile. L'osservante in qualità di proprietario immobile, eccetera, eccetera, non lo ripeto, eccetera, eccetera, in quanto le leggi dell'unità immobiliare di proprietà parcellata di gestione civile è ritenuto B, anziché l'esito A, attribuito al comune Montorio, anche in considerazione del fatto che quest'ultima è prima casa abitata alla città degli Acheti e conseguenti rivalutazioni nelle previsioni antiche. Parere, l'osservazione si ritiene condivisibile sia per quanto riguarda l'aggiornamento dell'estero di agibilità, vista l'attribuzione all'estero B da parte del TR3 a seguito sopralluogo effettuato in data 14 marzo 2017, eseguito ai sensi della circolare, eccetera, 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 previa l'autorizzazione del Comune Montorio in quella norma protocollo, sia per quanto riguarda l'individuazione dell'aggregato anche sulla base delle verifiche effettuate dagli uffici comunali, in merito alla presenza di una prima casa affidata alla signora Iachetti, in quanto finalizzata a precisare le previsioni del sistema di costruzione. Per quanto detto sopra, si esprime parere di accogliere l'osservazione come riproposto nell'albo della comunità. Come devo io, quindi c'è parzialmente c'è la 17. 17. No, ma 16. Accogliere. Favorevoli? All'unanimità, 17, De Luca Giampiero, Collerecchio, accoglibile parzialmente. Allora, qui sono una serie di richieste, in particolare estensione e perimetrazione PDR, revisione area parcheggio e verso in zona adiacente al centro storico, riqualificazione a piazza di San Rocco, riconsiderazione dei danni del sisma 2009, dei sottoservizi, riadeguamento del laboratorio comunale, valutazione della criticità del ponte di accesso al paese, con disposizione di nuova realizzazione non messa in evidenza. Il parere, siccome è un'osservazione complessiva, la leggo anche il parere in maniera puntuale. L'osservazione si ritiene non condivisibile per la richiesta riguardante il punto 1, in quanto non pertinente all'attuale fase del PDR, quindi non può essere modificato per la perimetrazione del piano, dell'area del piano. Non condivisibile per la richiesta riportata al punto 2, in quanto riguardante aree esterne della continuazione, di cui al decreto numero 3 del 2010, e quindi non assoggettabile alle previsioni del PDR. Inoltre, condivisibile per la richiesta riportata al punto 3, sebbene la riqualificazione della piazza è già prevista tra gli interventi pubblici del PDR. Condivisibile per la richiesta riportata al punto 5 in quanto finalizzata a precisare le previsioni del piano di costruzione in merito all'oggetto di un intervento pubblico
giuridico già previsto. La 6 per quanto riguarda il fondo in accesso, non condivisibile della richiesta riportata al punto 6, in quanto relativa a un'opera realizzata in un'area esterna alla penetrazione, di cui al decreto numero 3 del 2010, e quindi non valutabile nella stesura del presente PDR. Per quanto sopra si esprime parere di accogliere parzialmente l'osservazione e immediatamente le richieste riportate ai punti 3, già previsto al PDR, e 5, come riproposto nell'elaborato di piano, fino ad accogliere le richieste ai punti 1, 2, 4 e 6. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Allora, 18 a Batucci. Allora, una precisazione su questo. Chiaramente questo non significa che questi interventi, lo dice la risposta stessa, però per spiegare ancora meglio che questi interventi non si faranno e non verranno fatti, ma non possono essere previsti all'interno del piano di ricostruzione, o perché esterni o perché in pratica non sono compatibili con il 18 a Batucci Corrado Paiano, accoglibile. No, non accogliere, questo si tratta di un non accogliere troppo. Non accogliere anche perché riguarda la ripetizione dei sopralluoghi eccetera eccetera, ti permette nel caso di sviluppazione di un'operazione non accogliere, io ho quello che avete voi. Sulla larga dei campi, quindi non accoglite perché vedevo anche le motivazioni. Si tratta di motivazioni sempre ricollegate a una variazione dello stato dei luoghi, quindi pertanto non accoglite, non accoglite, quindi si vota la non accoglimento dell'osservazione. Se è chiaro tutto quello che riguarda, se no io siccome sto seguendo proprio il favorevoli al non accoglimento, favorevoli, contrari, astenuti, all'unanimità.